Oggi abbiamo avuto in commissione la discussione sul riparto sanitario, è una delibera, una CR proposta dalla Giunta e la discussione si è aperta su quello che ovviamente sono i fondi da ripartire, si parla di 8 miliardi e 600 milioni di euro che vengono poi suddivisi per le varie voci, in particolar modo sul finanziamento dei servizi LEA alle aziende sanitarie della Regione Veneto. È una discussione che proseguirà nelle prossime sedute e che dovrà vedere ovviamente un riparto approvato sia per il 2017 ma anche già dare uno slancio per il 2018 e quindi porre già un punto fermo nel 2018. La cosa che ovviamente è strana quando si discutono queste cose è sapere che noi discutiamo di un bilancio e discutiamo di un riparto sanitario, ma lo Stato centrale non ha ancora ad oggi definito quali sono i veri soldi, no? Perché poi si parla di soldi, cioè quanti soldi si dà alla Regione Veneto per fare i servizi LEA. Ovviamente con un provvedimento fatto qualche mese fa, lo Stato ha deciso di aumentare i LEA senza dare alle regioni l'aumento della parte finanziaria che si è calcolato in ambito nazionale che va da 1,8 miliardi a 2 miliardi di euro. Ovviamente hanno detto fate gli stessi servizi, anzi fatene di più con gli stessi soldi, ma la cosa più sbalorditiva è che ad oggi non si sa neanche ancora qual è la cifra certa che verrà assegnata al Veneto per fare i servizi sanitari. Queste sono le prerogative su cui discutiamo e comunque la Regione Veneto non farà mai mancare, come ha sempre fatto, servizi di alta qualità ai suoi cittadini. Avevamo chiesto a marzo del 2017 la documentazione per poter approvare in maniera consapevole il riparto dei fondi della sanità per il 2017. Sembra incredibile, ma a metà settembre del 2017 ci viene fornita la spiegazione del riparto senza nessuna documentazione, così come alla lettera la delibera approvata nel marzo del 2017. Quindi non riusciamo a capire perché ci sia questa presa in giro nei confronti della Commissione. Abbiamo bisogno di capire i criteri con i quali viene portato avanti il nuovo riparto delle nuove ULSS che secondo noi devono tener conto della specificità del territorio e non lavorare su basi di ripartizione legata alla popolazione oppure allo storico. È un lavoro che la Commissione deve fare, è di competenza della Commissione e lo chiediamo con forza. Quindi abbiamo invitato a portarci la documentazione richiesta, ripeto, nel marzo del 2017 al più presto, in modo tale da essere messi nelle condizioni di approvare un riparto in maniera consapevole. È il riparto più importante che deve fare la Regione Veneto, 8 miliardi e 700 milioni secretati dalla Giunta. Non è possibile andare avanti così.